Buongiorno in diretta con Focus TG, manifestazioni e cortei in tutta Italia per lo sciopero generale proclamato da CGIL e UIL. Andiamo subito a Padova in diretta da Chiara Gaiani. A te Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Siamo in piazza Garibaldi con il collega Federico Cibotti. Ringrazio anche la nostra ospite Tiziana Basso, segretaria regionale della CGIL. 5.000 persone hanno sfilato lungo le piazze del centro storico di Padova questa mattina, partendo da qui e per tornare qui. E adesso siamo all'ultimo intervento, sta parlando una delegata della sanità, un'adesione massiccia in tutto il Veneto. I numeri adesso li chiediamo a Tiziana Basso. Vi dico solo che per esempio allo IOV è chiusa una sala operatoria, sono stati precettati gli infermieri e gli addetti della cardiochirurgia e nel manifatturiero ci sono aziende chiuse, oltre a molte scuole e 4 asili nido della città di Padova. Numeri davvero impressionanti in tutto il Veneto, Tiziana Basso. Lo sciopero generale che abbiamo proclamato assieme alla UIL è andato veramente bene. Hanno aderito in massa le lavoratrici e i lavoratori e non solo hanno aderito allo sciopero, ma hanno riempito le piazze. Oltre 20.000 persone in piazza nel Veneto, ma appunto lo sciopero, quindi l'adesione e la rinuncia al loro salario dimostra che veramente le nostre ragioni sono quelle giuste per cambiare la manovra. Ecco, come vedete tantissime persone in piazza. Voi avete proclamato questa giornata di sciopero generale per protestare contro la manovra del governo. Al governo cosa chiedete? Chiediamo un cambio radicale rispetto alle politiche fiscali per dare risorse vere, non quelle milantate nei salari e nelle pensioni. Chiediamo delle politiche industriali degne di questo nome, perché non va tutto bene come si dice e invece anche nel nostro ricco nord-est aumentano le casse integrazioni, aumentano le crisi aziendali e si riducono gli occupati. Questo è un dato, l'altro dato significativo che vediamo nei rapporti della regione. C'è il segno meno davanti al manifatturiero, dobbiamo preoccuparci. Ecco, cassa integrazione è uno davvero dei tasti dolenti, non si erano visti mai numeri così dal momento della pandemia. Sì, sono numeri importantissimi, la cassa integrazione aumenta di oltre il 70% in alcuni settori, con picchi nel tessile, nell'automotive e in alcuni settori della termomeccanica ancora più alti. È molto preoccupante, in più appunto il fatto che ci siano dichiarazioni di esuberi ci preoccupa moltissimo. Dobbiamo invertire la rotta, dobbiamo dare delle politiche industriali degne di questo nome per poter cambiare questa situazione. Ecco, allora vi racconteremo alcune storie di questi lavoratori nei telegiornali di questa sera. Io davvero ringrazio Tiziana Basso, segretaria regionale della CGIL, qui a Padova tra l'altro anche il segretario nazionale della FIOM Michele De Palma. Grazie Federico Cibotto per la collaborazione tecnica. La linea può tornare allo studio. Gaiani, chiedici la linea non appena ne avrai necessità. Vediamo intanto uno dei tanti titoli che sono usciti oggi sulle prime pagine dei giornali online. Il giorno dello sciopero generale, lavoratori in corteo, Landini, segretario della CGIL, adesione alta, le piazze non si precettano, la polemica quindi con Matteo Salvini, cartelli contro Meloni e il vice premier, vedete immagine del corteo e anche questo cartello, ministro del precetto, precetto la qualunque. Andiamo avanti con la cronaca. Una esplosione violentissima è la causa della morte avvenuta ieri sera intorno alle 21:30 di un giovane extracomunitario di origine marocchina nelle campagne di Ronco all'Adige. La tragedia è avvenuta nel giro di un attimo all'interno di un casolare abbandonato in via Colambarotto, occupato da 2 giovani stranieri senza fissa dimora. Le cause sono al vaglio degli inquirenti, l'unica certezza è che l'esplosione che si è innescato al piano terra dello stabile ha causato il crollo delle pareti interne e la distruzione della stanza in cui la vittima, 26 anni, si trovava. Illesa miracolosamente l'altra persona che è riuscita a mettersi in salvo e ha chiamato i soccorsi. Subito sul posto il SUEM 118 con un'ambulanza e un'automedica, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza lo stabile, mentre i carabinieri di Legnago, con l'aiuto dei colleghi delle investigazioni scientifiche del comando provinciale, hanno svolto i rilievi del caso.
Ha suscitato molta impressione l'aggressione ai danni di un ragazzo che ha sorpreso i ladri nella sua abitazione di Vedelago. Risentiamo l'intervista esclusiva di Christian Arboit. Mi sono ritrovato praticamente di fronte al ladro che ha iniziato a scappare. L'ho inseguito intorno a casa e poi ha cercato di fuggire dalla recinzione. L'ho braccato, però la recinzione ha ceduto e siamo caduti dal lato opposto di schiena. A quel punto ho visto 3 torce avvicinarsi ed erano probabilmente i complici che mi hanno colpito con qualche pugno alla testa e qualche calcio al fianco. Erano in 4 contro 1. 4 contro 1. Si è ritrovato al centro di un vero e proprio pestaggio, Marco, nome di fantasia, il giovane 27enne di Vedelago che martedì sera si è ritrovato i ladri in casa e accanto al padre ha tentato di rincorrerli. Attimi, istanti concitati e drammatici. Il loro obiettivo era quello di farmi mollare la presa e così ho fatto e mi sono chiuso al riccio gridando basta basta. E lì mi hanno lasciato, hanno rialzato l'altro tizio, l'altro lato e sono iniziati a scappare per il campo. Violenza fisica ma anche verbale che con ogni probabilità ha tradito anche la provenienza dei delinquenti. Hanno detto Shivsharot. Che significa? Tipo ti scopo la famiglia, qualcosa del genere. Non avevano armi, coltelli? Guarda, io spero che non li avessero. Fortunatamente non li hanno utilizzati, se li avevano dopo non so, magari erano semplicemente, non avevano assolutamente nulla dietro. A me va bene che sia andata così, va più che bene. A Marco e alla sua famiglia è arrivata la vicinanza del sindaco romano. Non sai chi è il tuo dirimpettaio in questa questione e non sai cosa potrebbero avere in tasca queste persone che secondo me sono dei professionisti da questo punto di vista, non è gente improvvisata. Bande specializzate dunque con la stessa polizia locale che sta visionando le immagini della videosorveglianza, ma per il primo cittadino serve fare un passo ulteriore. Una volta presi però queste persone, se devono essere messi in prigione e devono rimanerci in prigione, quindi una giusta pena e la certezza della pena. Quanto a Marco, che dopo le botte resta con una forte emicrania, la sua è una riflessione amara. Sapere che qualcuno ti entra in casa mentre tu ci sei fa paura perché dici cavolo, fin dove possono spingerti. I furti continuano in tutta la regione, ci collegheremo tra poco con Edi Kaliman da Gorgo al Monticano, dove c'è stata un'altra intrusione dei ladri in alcune case, ma adesso andiamo a Vicenza e sentiamo Daniele Garbin sulla chiusura di un centro massaggi. Chiuso un centro massaggi aperto nel capoluogo berico a seguito di un controllo dei militari delle Fiamme Gialle di Vicenza e degli uomini dell'Ispettorato del Lavoro. 3 delle 4 operatrici presenti nel luogo di lavoro erano prive di qualsiasi contratto. Donne di etnia cinese, regolari sul territorio nazionale, di età compresa tra i 44 e i 56 anni. Appurate le irregolarità, il centro è stato chiuso in attesa della regolarizzazione delle posizioni lavorative, elevato una sanzione amministrativa di 8.200 euro. Aveva messo a segno una serie di furti di escavatori tra le province di Treviso e di Vicenza. Il ladro è stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza. Almeno 3 i furti nella Marca. A Villorba l'11 e il 18 giugno sono stati rubati 2 escavatori Caterpillar del valore di 180.000 e 100.000 euro. A Montebelluna invece il ladro ha sportato il 24 giugno un mezzo meccanico del valore di 90.000 euro. Il ladro è un 30enne di Foggia, specialista nell'assalto ai cantieri edili e già autore di colpi simili anche nel Vicentino. L'uomo è stato raggiunto presso la casa circondariale di Padova, in cui si trovava già recluso da tempo per altri reati, da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Treviso il 26 novembre. Le indagini si sono avvalse di analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza e da varchi autostradali incrociate con i dati ricavati dall'analisi del telefono dell'indagato e dei relativi tabulati. Indagine portata avanti dai carabinieri di Villorba. Secondo quanto accertato, l'uomo agiva come autista di un autocarro con targhe contraffatte che veniva utilizzato per caricare e trasportare i mezzi rubati.
Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e verificare il coinvolgimento di altri soggetti nell'organizzazione. Servizio di Daniela Sizzia, vediamo la prima pagina del Gazzettino con notizie di cronaca, botte, minacce e urina addosso alla moglie, anche davanti ai 2 figlioletti, 30 anni di violenza iniziate una settimana dopo il matrimonio. Aveva detto ti sciolgo a sangue, è successo a Chioggia, e poi l'avvocato Maurizio Paniz che interviene sulla vicenda di Filippo Turetta. L'ergastolo è di fatto una pena di morte, a Turetta va data una pena giusta e certa, non disumana. Papà Gino commenta, niente può darmi sollievo. Gino Cecchettin, che come ricorderete ieri aveva criticato l'arringa dei difensori di Turetta, in particolare quella di Giovanni Caruso, che aveva detto non è El Chapo Turetta e nemmeno Pablo Escobar. Torniamo a Vicenza perché 8 locali dovranno ridurre l'orario di apertura in quanto responsabili di non fare abbastanza per combattere il degrado. Per la prima volta il Comune prevede provvedimenti contro 8 bar e locali pubblici contemporaneamente, tolleranza zero e sostegno per chi rispetta invece le regole. Lotta al degrado. Per la prima volta Vicenza applica tolleranza zero nei confronti di 8 locali contemporaneamente. Una serie di provvedimenti senza precedenti. Dopo mesi di indagini, appostamenti della polizia locale in Borghese e pareri legali, ecco la decisione del Comune. 8 provvedimenti, uno diverso dall'altro, per combattere abuso di alcolici, bivacchi, assembramenti e spaccio. 8 locali che sono fonte di bivacco, che vendono alcolici a persone che poi vanno a bivaccare a Campomarzo, anche luoghi dove c'è stato spaccio, dove è stato registrato spaccio. È stata fatta una pesantissima indagine, importantissima indagine da parte della polizia locale, che dal 1° di gennaio al 15 di ottobre ha tenuto monitorati in Borghese questi locali, appunto relazionando poi al nostro ufficio commercio, che ha preparato questi 8 avvii del procedimento. Ora gli esercizi commerciali, che sono bar, negozi, distributori automatici, hanno 7 giorni per rispondere, poi i provvedimenti entreranno in vigore. Prevedono la riduzione di orario di attività, che prevedono la proibizione della vendita di alcolici, per cui il messaggio è molto chiaro: le regole vanno rispettate, chi non le rispetta viene punito, questo sia per rispetto dei cittadini e dei residenti di quei quartieri, sia chiaramente dei commercianti che si comportano onestamente. Troppi i casi di degrado e di problemi per sicurezza e decoro urbano per attendere ancora. Si può parlare di tolleranza zero. Si può parlare di tolleranza zero e soprattutto di un provvedimento che va veramente a colpire in maniera specifica 8 locali. Di solito c'è un provvedimento per un locale o per appunto casi ridotti. In questo caso andiamo a colpire tutta una zona, perché in questa zona abbiamo registrato in questi anni difficoltà vere. Non facciamo altro che parlare di furti nelle abitazioni. Vi dicevo che anche a Gorgo al Monticano i ladri hanno colpito. Andiamo in diretta da Edi Caliman. Direttore, buongiorno. Sì, ancora una volta a testimoniare l'ennesimo furto, questa volta tentato furto. Siamo a Gorgo al Monticano, nella serata però è stata colpita anche altra parte della Marca. Siamo a Carbonera, siamo a Monastier. Ieri il nostro Christian Arboiter a Vedelago c'è stata appunto questa aggressione a un giovane ragazzo. Qui a Gorgo al Monticano, lungo via Postumia di Sala, con Nicoletta Rizzetto alle mie spalle, il giardino della casa colpita. Siamo più o meno all'altezza del civico 50. Perché cosa è successo? Allora, direttore, noi abbiamo parlato con i proprietari di casa che in questo momento sono a sporgere denuncia dai carabinieri e ci hanno raccontato di una vera e propria irruzione. Quello che ha colpito di questo tentato furto è che, come Nicoletta sta inquadrando dietro di me, l'azienda di famiglia, un'azienda che è proprio all'interno del cortile delle case dei fratelli Battistella. Devi sapere che il colpo è avvenuto intorno alle 18:30, 18:40. Caso ha voluto che dipendenti e il fratello proprietario con la sorella che ci ha segnalato questo evento erano ancora al lavoro, erano dove ci sono, e vedi inquadrate le tapparelle ora chiuse bianche. Una dipendente ha visto dei movimenti sospetti dalle telecamere di videosorveglianza, come faceva vedere poco fa Nicoletta, perché questa zona è completamente tapezzata da telecamere. Ovviamente
ovviamente per proteggere l'azienda. Cosa è successo? Dopo questi movimenti ovviamente c'è stato un tam tam di telefonate tra i dipendenti e ovviamente anche i proprietari delle case. Perché? Perché i malviventi sono stati visti arrivare con un'auto scura molto particolare, dal modello molto particolare, che infatti è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza, parcheggiarsi esattamente davanti al cancello. I malviventi erano in 3, fare dello stretching, pensa direttore, ed entrare, scavalcare agilmente questo cancello ed entrare e dirigersi verso l'ultima casa che noi vediamo. Questo un tentativo di furto che non è andato a buon fine, perché appunto dai movimenti sospetti delle telecamere, poi affacciatosi il fratello dalla finestra ha cominciato a urlare: chi siete, cosa volete, andate via. Si è visto si è visto fuggire un paio di persone. Prima tentare di fuggire, c'è un ennesimo cancello all'interno dell'azienda che conduce poi al retro delle case, per poi desistere e tornare a uscire da questo, salire in macchina e fuggire a tutta velocità. In quel momento i carabinieri ovviamente erano già stati allertati e ora i fratelli sono a sporgere denuncia. Con me il sindaco Firminio Vettori, perché sindaco, siamo stati da lei poche settimane fa, pochi giorni fa, per segnalare altri furti, questa volta l'ennesimo, e insomma i residenti dicono basta. Quello che colpisce è che c'è stato veramente un tantam di informazioni tra i residenti che insomma si stanno aiutando tra loro anche per capire come stanno colpendo e anche come agire per difendersi. Buongiorno. Sì, buongiorno a tutti quanti voi. Sì, penso non più tardi di 10 giorni fa sono entrati in 3 case in centro del paese e poi qualcuno era in casa, li ha fatti scappare. È chiaro che quando questi entrano fanno danni, rompono finestre, rompono porte, quindi comunque lasciano il segno. Quello che stupisce di questo tentativo di furto è, a differenza della settimana scorsa, quelli erano a viso coperto, questi erano a viso scoperto, quindi chi va a viso scoperto per fare un furto vuol dire che è proprio un delinquente incallito. Ho sentito parlare di telecamere, forse di ripresa delle persone. È vero che esiste la privacy, però forse sarebbe giusto che tutti vedessero chi erano, anche per come mezzo di autodifesa, di come proteggersi da questi tentativi. Cosa più bella è il tantam, questo messaggio tra uno e l'altro, proprio per aiutarci un con l'altro, perché tutti assieme forse possiamo fronteggiare meglio questi tentativi di furto. Poi insomma so che le forze dell'ordine quelli sono, e forse avremo bisogno di più uomini in questo momento nel territorio, o forse di più carceri, non lo so, ma il tantam funziona, perché anche stamattina con un tantam, segnalando un furgone così che girava piano piano in zona industriale, ecco che il tantam ha funzionato, intervenuti i carabinieri, li hanno individuati, almeno sappiamo chi sono, quindi questa cosa funziona. Continuiamo così, diamoci una mano tutti quanti assieme per fronteggiare poi, ormai ogni anno, quando viene agosto e dicembre, ragazzi, non lo so, questi numero di furti aumenta. Si presenta sempre questa situazione. E dopo purtroppo qualche volta abbiamo visto paesi limitrofi, insomma, che alzano le mani, ecco, chi alza le mani, questo avrebbe diritto solo a una cosa, il carcere. Un appello duro e netto, quello del sindaco, che ringraziamo. Direttore, se non hai domande, con Nicoletta Rizzetto per il momento è tutto, a te la linea. Edi, forse ho capito male, tu hai parlato di stretching. Chi è che aveva a che fare con lo stretching? Esatto, direttore, proprio qui dove adesso Nicoletta, io mi metto qui, esattamente qui hanno fermato la macchina e questi ragazzi, a quanto pare molto agili, hanno cominciato a fare dello stretching con tanto di telecamere che puntano proprio su. Noi abbiamo parcheggiato la macchina esattamente qui dove probabilmente l'avevano parcheggiata loro, e esattamente davanti al cancello hanno cominciato a fare dello stretching, evidentemente per non strapparsi dato il freddo e saltare questo alto cancello. Direttore. Grazie, cioè anche lo stretching pre-furto o pre-rapina, no? Siamo veramente incredibile. Allora vediamo invece la chiusura di una discoteca a Santa Giustina in Colle per 45 giorni, 200 persone erano all'interno, oltre la capienza, e poi è stata ritrovata droga e anche dei tirapugni che sono stati sequestrati.
L'operazione di controllo è scattata alle 3:30 di domenica scorsa, quando nel locale erano presenti 200 persone in più rispetto a una capienza massima di 1024. La Polizia di Stato è arrivata con 50 agenti, iniziando una verifica accurata nella discoteca Storia di Santa Giustina in Colle. Durante l'attività l'unità cinofila ha recuperato droga. 2 minorenni sono stati trovati in possesso, uno di hashish, l'altro di un tirapugni nascosto nel calzino. Sul fronte della sicurezza, sul pavimento sono stati trovati cocci di bottiglie e vetri rotti, alcune uscite di sicurezza erano bloccate. Le violazioni amministrative riscontrate costeranno allo Storia sanzioni per 15.000 euro, alle quali si aggiunge la denuncia del titolare per violazione delle prescrizioni della licenza. Il controllo è proseguito per oltre 3 ore, con i poliziotti costretti anche a sedare una rissa tra 2 giovani all'esterno. I rilievi mossi hanno portato il questore di Padova, Marco Dorisio, a firmare un provvedimento di chiusura dello Storia per 45 giorni. Per il locale non si tratta del primo provvedimento, dato che a maggio 2023 lo Storia era già stato chiuso per 15 giorni dopo che un minorenne aveva dovuto subire un delicato intervento chirurgico a seguito di un trauma cranico riportato durante una rissa. La seconda chiusura, come previsto dalla legge, potrebbe far valutare al questore di chiedere la revoca della licenza. Alla chiusura così è risposto con una storia su Instagram la direzione della discoteca. Apprendiamo con profondo rammarico la decisione della questura di Padova di applicare una temporanea sospensione dell'attività. Siamo già al lavoro per ottemperare alle osservanze evidenziate, cercando di migliorare i nostri standard di servizio e sicurezza, come sempre abbiamo fatto in questi anni di attività. Ci vediamo presto. Servizio di Chiara Gaiani. La polizia ha individuato e denunciato per apertura abusiva di luoghi pubblici di spettacolo 2 cittadini italiani, un uomo e una donna di 33 e 47 anni, entrambi residenti in provincia di Pordenone, che hanno organizzato abusivamente una festa con musica techno nella notte dello scorso 31 ottobre in uno stabile di Santa Lucia di Piave, una festa di Halloween. Le indagini della Polizia di Stato, condotte dagli operatori della Questura di Treviso, sono partite da un passaparola social relativo all'organizzazione di questo party privato per la notte delle streghe. Alla festa, infatti, organizzata con musica techno in console, vendita di bevande alcoliche, impianti audio e luminosi stroboscopici, hanno preso parte circa 600 persone provenienti da tutto il Veneto a fronte del pagamento di un corrispettivo per l'ingresso. I controlli proseguono nel periodo di Natale e Capodanno, sono dei rave veri e propri. Ancora attimi di paura ci sono stati all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Ritorniamo a questa vicenda, un altro momento di panico, direi, per pazienti e medici e infermieri, quando un uomo ha dato in escandescenze. Un'altra aggressione nell'ospedale all'Angelo. Verso le 8:30 le forze dell'ordine sono intervenute nella sala d'attesa del pronto soccorso Mestrino per calmare un paziente 50enne di origine straniera che aveva dato in escandescenze, minacciando e aggredendo verbalmente gli operatori sanitari, esibendo anche uno scalpello poi riposto nello zaino. Un episodio che avviene a pochi giorni di distanza da quello di domenica scorsa, ma che, specifica la direttrice della struttura, è molto diverso. Un evento decisamente diverso da quello di domenica. Allora, il paziente era qui da noi da ieri all'1:30, è un paziente che abbiamo valutato per patologie di tipo respiratorio, è però un paziente psichiatrico e quindi come tale ha avuto anche delle reazioni che vediamo spesso nei pazienti psichiatrici. Lui è stato da noi tutta la notte, stamattina era in fase di dimissione, c'è stato questo momento in cui lui ha avuto degli atteggiamenti verbali nei confronti del personale piuttosto aggressivi, ma che ci stanno nel quadro della sua patologia. L'uomo non voleva andarsene per via del freddo e perché evidentemente si sentiva più sicuro a restare lì. Non abbiamo avuto danni di alcun genere, gli operatori hanno saputo gestire benissimo, anche perché non c'è stato sostanzialmente niente di particolarmente grave, per cui tutto nella norma.
Il cinquantenne, di cui non risultano precedenti accessi, è stato poi ricoverato nel reparto di psichiatria. La direzione però evidenzia l'importanza del protocollo siglato con le forze dell'ordine. Il personale è sicuramente molto più allerta, lo stiamo anche preparando perché abbiamo fatto tutta una serie di formazioni relative all'approccio al paziente che ha un atteggiamento aggressivo, violento. È chiaro che c'è un altro aspetto che è quello della collaborazione con le forze dell'ordine che si è intensificata, motivo per cui abbiamo comunque un protocollo che prevede che noi li allertiamo prima che ci troviamo in una situazione molto grave, quello che è successo stamattina, per cui loro sono stati chiamati in via anche preventiva, nel senso che loro arrivano, è sicuramente un rinforzo per gli operatori di protezione, ma anche per i pazienti. Ma sulle aggressioni sempre più frequenti interviene ancora una volta il sindacato. È una situazione che ormai sta andando fuori controllo. Da parte della UIL la massima solidarietà al personale, a chi ci lavora, a chi sta dando l'anima per salvarci la vita, non dimenticando i momenti esemplari di questo personale, e nello stesso tempo chiediamo all'istituzione di mettere più controlli, più carabinieri, più attenzione in questo mondo che sta cambiando e purtroppo fa diventare aggressive le persone. Oggi in regia ci sono Francesca Pezzo e Simone Merlo. Vediamo i titoli del Corriere del Veneto. La prima pagina: Tolo Marton, delle orme, non ho pensione, troppo pochi concerti, ho venduto casa. E poi la classifica delle USL venete sulla vetta d'Italia. A Vicenza il servizio migliore, tra i primi 5 ci sono anche Padova e Belluno. Mal di laurea, il Veneto non guarisce, al titolo arriva solo uno studente su 3. A Cortina l'albero di Natale è di plastica, gli ambientalisti, distrutto un bosco per il bob e ora questo, assurdo. Gino Cecchettin alla politica, ergastolo a Turetta, accetterò il verdetto dei giudici. Giulia Filippo, le chat, sembri psicopatico, mandarci la buonanotte è fondamentale, si scambiavano centinaia di SMS e di WhatsApp, soprattutto Turetta scriveva a quella povera ragazza. E poi una notizia importante, Trivelle in Adriatico, la vittoria del Veneto, il TAR boccia il progetto per l'estrazione. Adesso andiamo a Venezia da Ilaria Marchiori in diretta con Sandro Ponchio perché il Comune è unito nella richiesta di finanziamenti per la legge speciale per Venezia. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Proprio ieri si è riunito il Consiglio Comunale, qui insieme a noi Giuseppe Sacca, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale, che insieme alle altre minoranze avete presentato questa mozione che è stata approvata per i finanziamenti della legge speciale. Un messaggio forte e chiaro che lanciate al Governo. Sì, intanto buongiorno a tutti. Sì, come opposizione abbiamo presentato questa mozione che sostanzialmente chiede al Governo di rifinanziare la legge speciale di Venezia. Voi sapete è una legge che è del 1973 ma ancora molto attuale, perché appunto Venezia, per la sua conformazione geografica fisica, ha bisogno di investimenti molto forti e quindi abbiamo chiesto un investimento di almeno 150 milioni di euro all'anno per i prossimi 10 anni, anche motivandolo quindi con politiche per la residenza, per finire la rete antincendio del Comune di Venezia, per intervenire sulle fognature, sullo scavo dei rii, insomma tutte delle operazioni complicate che si devono svolgere nella nostra città, pena altrimenti una sua continua decadenza. Ecco, quindi ringrazio tutto il Consiglio Comunale che subito si è fatto partecipe di questa richiesta e adesso speriamo che il Governo, se sappiamo bene che in Parlamento si sta discutendo la finanziaria, la possa accogliere in maniera tale anche da rispettare quello che prevede una legge dello Stato italiano. Ecco Sacca, ci sono delle novità anche in materia di affittanze turistiche? Sì, purtroppo qui le novità sono pessime, nel senso che la Giunta Comunale ha previsto un regolamento che parte dall'emendamento Pellicani approvato ormai qualche anno fa dal Parlamento, ma purtroppo è un regolamento che non andrà a incidere minimamente sul tema delle locazioni turistiche. Noi abbiamo chiesto che venissero, regolamentare vuol dire permettere a chi ha delle case che mette sul mercato per integrazione al reddito di continuare a farlo, ma
ma di colpire invece gli speculatori, perché a Venezia ci sono interi palazzi che sono ormai locazioni turistiche, quindi alberghi camuffati. Purtroppo il regolamento, così come è stato presentato in Consiglio Comunale, non va minimamente ad incidere su questi fenomeni di speculazione. Ecco, quindi per noi cercheremo in tutti i modi di cambiarlo, perché Venezia ha bisogno di rinascere partendo da dei nuovi residenti. Da qui l'importanza della legge speciale, ma anche il Comune deve fare la sua parte con delle vere regolamentazioni e non con delle finte regolamentazioni che non servono assolutamente a nulla. Ecco, su questo appello da una parte per il Comune, dall'altra al Governo per i finanziamenti della legge speciale, ringrazio Saccà, e qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molto Ilaria Marchiori e al suo ospite Giuseppe Saccà. Andiamo avanti con la cronaca. A Treviso una 14enne è stata aggredita in stazione, ha riconosciuto da una foto il suo aggressore, che è stato identificato, è un 20enne del Bangladesh. È stata proprio la vittima 14enne di paese che ha riconosciuto, grazie alle telecamere di videosorveglianza, il giovane che l'ha molestata sessualmente. 20 anni del Bangladesh, senza fissa dimora e nulla facente. Il racconto della ragazzina è preciso, nessuna esitazione. Domenica scorsa si trovava in stazione, il suo treno era stato cancellato, così ha atteso che il papà tornasse a prenderla. Si è seduta fuori, accanto a lei, il molestatore. Prima hanno iniziato a parlare, poi è scattata l'aggressione. Lui ha tentato un approccio tentando di baciarla, e l'avrebbe baciata, insomma, non proprio in bocca, ma in una zona abbastanza vicina. La 14enne si è divincolata e l'ha spinto via. Lui ha desistito e si è allontanato. Il 20enne era già stato arrestato lo scorso 25 ottobre nell'area della stazione delle Corriere di Montebelluna per aver palpeggiato un'altra minorenne. Era stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di firma, ma dopo 2 giorni non si era più presentato. Ora è ricercato soprattutto in zona Treviso, dove potrebbe essere ospite di qualche connazionale. Il ragazzo è irreperibile, comunque lo stiamo cercando attivamente. Era già stato sottoposto a una misura cautelare presso la stazione di Montebelluna, alla quale poi si è sottratto, per cui abbiamo segnalato questo fatto all'autorità giudiziaria per chiedere l'aggravamento anche di questa misura. Il giovane dovrà rispondere dell'accusa di violenza sessuale. La ragazzina, sotto shock, ha avuto il coraggio e la forza di riconoscere il suo aggressore, che, visto i precedenti, potrebbe vedere aggravata la prima misura anche fino alla detenzione in carcere. Servizio di Daniela Sizia. Adesso andiamo all'aeroporto Canova di Treviso, dove ieri è uscito un Piper fuori pista, lo scalo è stato chiuso, poi è stato riaperto. Anna De Roberto insieme al sindaco Mario Conte. A te, Anna. Sì, direttore, buongiorno. Confermiamo, la notizia è fondata, che l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo ha disposto l'apertura di un'inchiesta per l'incidente di ieri, incidente che si legge proprio nel sito dell'Agenzia Nazionale, ha portato al ferimento dei 5 occupanti. Il velivolo riportava queste, insomma, le prime notizie che vi possiamo dare, vari danneggiamenti, tra cui la rottura del carrello principale destro per cause che saranno accertate. Dunque rottura, è chiaro che l'aereo abbia sbandato e che la rottura del carrello sia avvenuta in pista. I comitati che ieri abbiamo sentito hanno rilanciato il problema di sicurezza per quanto riguarda lo scalo trevigiano. Noi siamo qui per parlarne con il sindaco Mario Conte. L'aeroporto Canova di Treviso è stato oggetto di diversi ricorsi da parte di questi comitati, anche per quanto riguarda, insomma, il master plan che dovrà portare a delle migliorie, ad un ampliamento dell'aeroporto. Partiamo dal tema della sicurezza. C'è un allarme sicurezza secondo lei? Assolutamente no. L'episodio che è avvenuto ieri è un episodio che si limita a una manovra in fase di atterraggio e limitatamente all'area della pista, quindi nessun pericolo per le comunità di Treviso e di Quinto. Questo è giusto dirlo e dobbiamo dirlo con grande chiarezza, perché diversamente creiamo dell'allarmismo inutile. C'è stato probabilmente un atterraggio un po' troppo brusco che poi ha comportato lo sbandamento e la fuoriuscita dalla pista, ma è esclusivamente una manovra in pista. Quindi ho avuto le rassicurazioni dalla struttura aeroportuale, che ringrazio, e comunque il master plan, che prevede un investimento importante da parte di SAVE, garantirà ulteriori misure di sicurezza, sia da un punto di vista della sicurezza per i lavoratori, che della viabilità, che dell'impatto ambientale.
Allora, la paura dei comitati, sindaco, è che un aeroporto che insiste tra il Parco del Sile, così vicino alla città, un incidente di questo tipo, questa volta è avvenuto in pista, uno sbandamento possa avvenire anche nelle immediate vicinanze. Ma sono rischi che tutti gli aeroporti del mondo ovviamente prevedono. La sicurezza dei nostri aeroporti è gestita da degli enti che sono molto attenti e scrupolosi nella verifica dell'idoneità delle strutture aeroportuali, e quindi noi ci affidiamo alle norme. Ovvio che il comitato non perde occasione per evidenziare le criticità, ma probabilmente sono più disturbi che vere e proprie paure. Capisco che un aeroporto possa disturbare i componenti del comitato, è altrettanto vero che la sicurezza è assolutamente garantita. In ultima battuta, il master plan è stato firmato a Roma, quindi il via libera è arrivato dal Ministero della Cultura al Ministero per la Transizione Ecologica, dunque avete di fatto l'autorizzazione a mettere le mani sull'aeroporto Canova. Che cosa sarà realizzato e in che tempi? Allora, innanzitutto è fondamentale ribadirlo con chiarezza che l'ampliamento dell'aeroporto non prevede un aumento dei voli e dei passeggeri. Questo va detto chiaramente, perché anche su questo aspetto ne ho sentite dire di tutti i colori, soprattutto dal comitato, che non perde occasione anche in questo caso di creare falsi allarmismi. Non ci saranno aumenti di milioni di passeggeri. Le opere che sono previste miglioreranno la viabilità attorno all'aeroporto, miglioreranno l'impatto ambientale della struttura nel territorio e soprattutto miglioreranno, cosa importantissima, le condizioni di lavoro per tutti i lavoratori. I lavoratori che tra l'altro oggi stanno scendendo in piazza, no, in questa giornata di sciopero, quindi i lavoratori che avranno dei benefici da questi lavori di ampliamento. Allora, direttore, se sei d'accordo vi facciamo sentire un po' le parole, perché poi ieri ci sono stati diversi malumori perché tantissimi passeggeri sono rimasti a terra, lo scalo di fatto è stato chiuso per 6 ore. Vi facciamo sentire le interviste raccolte dal nostro Christian Arboit con il sindaco di Treviso. Vi salutiamo qui dall'aeroporto. Abbiamo già un ritardo di 3 ore e mezza. Niente, il discorso, il rammarico è che probabilmente non avremmo neanche diritto ad eventuali rimborsi, perché la compagnia aerea Ryanair girerà le responsabilità dell'aeroporto di Treviso, quindi diciamo che tutti questi disagi chi li pagherà? Questo l'interrogativo di molti passeggeri in una delle giornate più difficili nella storia recente del Canova, riaperto alle 16:58 dopo uno stop di quasi 6 ore causato dal fuoripista del Piper proveniente da Oltralpe. Da un lato il sospiro di sollievo perché nessuno si è fatto male, dall'altro un malumore serpeggiante tra ritardi e mancate comunicazioni. Una buona notizia, sono arrivato con la mia famiglia diretto a Tirana. Prima era alle 13:30, dopo 14:30 e adesso 15:30, quindi adesso non lo sappiamo ancora. I nostri voli per il momento sembra che partano ancora da qua. Speriamo bene. Alla fine a fare i conti è la stessa Air 3, società che ha in gestione lo scalo. Oltre ai 3 voli dirottati per nebbia a Venezia nella prima parte del mattino, ritardi si sono registrati per le destinazioni di Tirana, Malaga, Marrakech. I passeggeri in arrivo da Tenerife, Malta e Vienna sono stati fatti atterrare al Marco Polo e portati a Treviso con bus a navetta. Più che altro sono tante ore che siamo qui e stiamo aspettando che ci dicano che i pullman ci porteranno al Marco Polo, perché è inevitabile, andremo tutti al Marco Polo. Da qui non parte più nulla ormai. Le comunicazioni come sono state? Hanno lasciato a desiderare molto. Dopo 2 ore e mezza ci hanno dato un voucher da 4 euro, si è presa una Coca-Cola, un ciunciolino, però voglio dire ragazzi, dalle 11 che siamo qui se ne può più. Va bene, dai, può succedere, l'importante è che non si è fatto male a nessuno, via. Allora rivediamo i particolari dell'incidente nel servizio di Christian Arboit. La procedura di emergenza al Canova di Treviso è scattata nella tarda mattinata su uno scalo ancora parzialmente avvolto dalla nebbia. Sono da poco passate le 11 quando un Piper turistico proveniente dalla Francia finisce nel gergo tecnico fuori pista nella sua fase di atterraggio. Le immagini sono inequivocabili e parlano di una tragedia sfiorata. A bordo infatti ci sono 4 persone più il comandante, tutte francesi. Sul posto arrivano subito polizia aeroportuale, sanitari, vigili del fuoco.
Seppure sotto shock i passeggeri escono incolumi dal velivolo, il sospiro di sollievo è collettivo. Il comandante è l'unico a riportare qualche graffio alla mano. Uomini e mezzi si devono occupare di mettere in sicurezza la pista e avviare i rilievi del caso per capire la dinamica dell'incidente. I sospetti si concentrano sul possibile mancato azionamento del carrello di atterraggio. Chi conosce bene lo scalo ha pochi dubbi. L'aereo ha sbandato totalmente, poi c'è da vedere se è un problema meccanico dell'aereo oppure erano le condizioni della pista che non erano in grado di sostenere un atterraggio. È una sbandata tremenda. Posso pensare che venendo da quinto ha fatto un testacoda. Contemporaneamente il Canova viene chiuso, sospesi arrivi e partenze. Tra i primi a saltare è il volo per Bruxelles. Resta da capire se le agenzie competenti in materia di sicurezza dei voli apriranno un fascicolo. In attesa di dettagli torna alla ribalta il dibattito sulla sicurezza dello scalo trevigiano. Non lavoriamo sulla paura, però i rischi, noi che abitiamo qui sotto, siamo ben coscienti di quelli che sono e quindi non capiamo perché si continua a mantenere un aeroporto in queste condizioni. Andiamo a Vicenza, dove la polizia locale con un'operazione antidroga ha sequestrato cocaina, crack ed eroina. In diretta Daniele Garbin con Simone Squarcina per la parte tecnica. A te Daniele. Dello Stato, della Regione e dei Comuni per mettere in campo una strategia insieme. Sì, grazie direttore, buongiorno della linea. Proprio con me in questo momento la dichiarazione del sindaco Giacomo Mossamai, proprio per la soddisfazione che stava esprimendo. Proprio si è appena conclusa, alle mie spalle Simone Squarcini vi farà vedere sulle immagini di quanto è stato sequestrato. Una brillante operazione nel quartiere Stanga, diciamo subito i numeri: oltre 5.000 euro in contanti, quasi 300 grammi tra eroina, cocaina e crack. Che segnale è questo, sindaco? È stata una grande operazione portata avanti dalla nostra polizia locale, dalla squadra dei NOS, che è andata a toccare un'attività di spaccio nel quartiere della Stanga, nella zona est della città, e ha portato a rinvenire contante, ma soprattutto dosi di stupefacenti, e ha portato all'arresto dello spacciatore. È un segnale chiaro che, per quanto compete alla polizia locale, quindi alla possibilità di intervenire sullo spaccio in strada, sul microspaccio, noi ci siamo perché è importantissimo garantire la sicurezza e la cura dei nostri quartieri ai cittadini, ovviamente insieme alle forze dell'ordine che compiono invece l'attività sulle grandi operazioni di spaccio, ma anche la polizia locale dà un contributo importantissimo. Ecco, con me anche il commissario, il responsabile dell'operazione, il commissario Alessandro De Francisci. Proprio è stato importante, l'operazione è stata un blitz, però in realtà è stata preceduta da un grande lavoro proprio di ricognizione e di appostamenti sul posto, vero? Avete anche contattato i consumatori? Sì, fondamentali sono state anche le segnalazioni che abbiamo ricevuto dai residenti del quartiere, che ci hanno appunto segnalato un'attività sospetta in zona, e questo ci ha portato ad effettuare un'indagine di qualche giorno, dove ci siamo appostati e siamo riusciti ad individuare il soggetto che effettuava l'attività criminale, e abbiamo individuato anche alcuni acquirenti. Ieri abbiamo effettuato il blitz, che poi ha portato alla perquisizione anche dell'abitazione del Abbiamo problemi col collegamento, siamo in diretta da Vicenza, vediamo se riusciamo a riprenderlo. No, c'è un problema. Allora, vediamo il servizio sul degrado a Vicenza e i commenti dei cittadini raccolti da Federico Fusetti. Vediamo. Troppo degrado? Beh no, non mi pare. Certo che si può fare molto meglio, però insomma... Cosa si potrebbe fare? Ma per esempio per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti non ci siamo. Ma lì non ci siamo perché noi cittadini siamo, cioè vedo amici e gente vicini di casa che buttano lì. Ci vorrebbe un po' più di senso civico. La Vicenza è una città difficile, non è più la Vicenza di una volta. Intanto
male organizzato il traffico, tutto. E dopo non si è più sicuri di camminare come liberamente. Una volta non era così? Solite no, una volta sta un incremento rispetto a una volta. No, non mi sembra, una città ordinata, pulita, buona, bella, una bella città, tenuta bene. Degrado c'è dappertutto, basta guardare le vostre trasmissioni. Quindi non si sta tranquilli? Il mondo d'oggi è così. Bisogna rassegnarsi. Ma è mica tanto facile rassegnarsi. Lasciamo perdere. Perché? No. Degrado, insomma ce n'è di degrado a Vicenza. Sta peggiorando, col tempo peggiora sempre. Cosa bisognerebbe fare? Cosa bisognerebbe fare? Un po' più di sicurezza, un po' di pattuglie che girino per la città. Una volta non era così? No, vedo che con gli anni che passano tutto cambia e si trasforma in peggio. Andiamo a Possagno in diretta con Vanessa Banzato, Alessandro Costacurta, perché è stato portato a termine il restauro della Gipsoteca Canoviana. A te Vanessa. Buongiorno a te direttore, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. È il caso di dire dal degrado alla bellezza, alla grande bellezza che è racchiusa in questa gipsoteca che appunto racchiude i grandi capolavori di uno dei massimi esponenti del neoclassicismo, Antonio Canova, come il sindaco di Possagno Valerio Favero e la direttrice del museo Gipsoteca Moira Mascotti. Io partirei proprio dal sindaco perché, sindaco, lei ha detto poco fa entrare in quest'ala restaurata, sistemata, rinnovata è una grande emozione. Sì, oggi è un giorno memorabile per noi, per tutti i possagnesi, ma per l'arte intera. Poter rientrare nell'ala Lazzari dopo 7 anni e rivederla completamente restaurata è qualcosa che riempie il cuore. Lo dico sempre quando entro in ala Lazzari, mi manca il fiato dalla bellezza, perché è qualcosa che toglie appunto il fiato. C'è dell'orgoglio, tanto orgoglio da parte nostra, da parte dell'amministrazione, perché dopo i lavori del 2017 nella prima campata e nell'atrio, il completamento con questi lavori nella seconda e la terza campata ci restituiscono un'ala Lazzari completamente sicura dal punto di vista sismico, con un impianto illuminotecnico nuovo, diciamo qualcosa che possiamo dare ai posteri in perfetto ordine, e questo ci riempie d'orgoglio. Tra l'altro è un importo importante perché si parla di 980.000 euro e di questi, che sono fondo ministeriale, 200.000 arrivano proprio dal comune di Possagno. Sì, corretto. Sul €1.000.000 di intervento, circa 200.000 euro sono di fondi diretti da parte del comune, gli altri 800 sono da parte del fondo cultura, quindi del ministero. Un impegno importante per il nostro comune, per un comune piccolo come Possagno che conta poco più di 2.200 anime, ma è un impegno che facciamo davvero con il cuore, lo facciamo perché è doveroso portare in alto la memoria di Antonio Canova dopo tutto quello che lui ha lasciato a noi. Direttrice Mascotto, 4 parole per definire tutti questi lavori, che sono conservazione, tutela, valorizzazione e inclusività. Un progetto che tocca vari ambiti, quindi abbiamo la tutela e la conservazione attraverso l'intervento di miglioramento sismico e di consolidamento, sicurezza per il nostro patrimonio e anche per i visitatori che entrano a godere della collezione. Poi abbiamo la valorizzazione, quindi attraverso il nuovo impianto di illuminazione abbiamo la possibilità di godere del modo corretto di tutte le sculture esposte all'interno dell'ala Lazzari, ma con questa apertura inauguriamo anche un nuovo allestimento. In che senso? Nel senso che abbiamo esposto alcune opere che non erano visibili da ben 7 anni. Poi abbiamo detto anche inclusività. Infatti questo progetto è stato completato attraverso un lavoro di digitalizzazione che ci darà la possibilità di avere un virtual tour che sarà strumento appunto compensativo per quelle persone che non possono accedere ad alcuni piani della nostra struttura del nostro museo. E nel 2025 si punterà l'attenzione sull'ala Scarpa. Esatto, il prossimo anno sarà la volta dell'ala Scarpa. Infatti, grazie sempre a dei fondi pubblici, abbiamo la possibilità di realizzare un nuovo restauro sull'ampliamento che Carlo Scarpa ha fatto qui a Possagno nel secondo dopoguerra. Sarà l'anno di Scarpa, infatti dovete sapere che a giugno verrà allestita una mostra proprio con Scarpa come protagonista.
Sindaco, domani grande inaugurazione, grande restituzione della Gipsoteca Canoviana a tutta la comunità. Sì, questo domani sarà un giorno appunto di orgoglio, un giorno dove poter rivedere tutti i possagnesi entrare nella loro Ala Lazzari, perché ricordo che tutto questo patrimonio Canova lo ha lasciato ai possagnesi, è loro, e quindi poterli rivedere, poter vedere nei loro occhi questo splendore sarà qualcosa di grande. Ecco direttore, insomma un po' mi invidierai senz'altro, perché mi trovo in questo posto bellissimo e proprio da qui, dalla Gipsoteca di Antonio Canova, ti ricedo la linea. Confermo molta invidia da parte mia, da parte nostra, di fronte a quello spettacolo. Vorremmo essere sempre lì, nella Gipsoteca. Grazie molte. Grazie, restiamo in zona. A Borso del Grappa è caduta la giunta del sindaco Flavio Dall'Agnol. Questa mattina 9 consiglieri hanno rassegnato le dimissioni, mettendo fine al mandato amministrativo e allo scioglimento del Consiglio Comunale che era stato eletto nel 2022. Già da alcuni giorni la situazione era in bilico dopo le dimissioni dal ruolo di assessori di Chiara Dalmoro, Giulia Favero e del vice sindaco John Bresolin. Dall'Agnol nei giorni scorsi aveva temporeggiato annunciando un confronto diretto con gli interessati per appianare le divergenze, ma ai 3 componenti della giunta si sono aggiunti 4 membri della minoranza e altri 2 consiglieri di maggioranza. Su Facebook l'ormai ex primo cittadino ha scritto: ho avuto l'onore di rappresentare la comunità di Borso, un ruolo non semplice per il quale ho speso e dedicato con piacere il mio tempo in questi anni. L'ho fatto con passione, superando alcune difficoltà, riconoscendo i miei limiti e le mie apprensioni. Ho cercato di farlo nel miglior modo possibile, non sempre ci sono riuscito, soprattutto non sempre è stato facile, così il post del sindaco Dall'Agnol. Andiamo a Treviso, vediamo le immagini dello sciopero, a manifestazione, 2000 partecipanti a Treviso allo sciopero generale proclamato da CGIL e UIL, 2000 i lavoratori che sono arrivati da ogni parte della Marca, concentramento in piazza Insurrezione e poi un corteo che è sfilato nelle vie non del centro ma fuori le mura. Qui siamo ancora in piazza Insurrezione e poi la manifestazione lentamente si è snodata per le vie e poi si è sciolta. Torniamo alla cronaca, sono ripartite e sono state poi sospese ieri, dopo alcune ore, le ricerche della donna di 40 anni, scomparsa 9 mesi fa e mai più ritrovata. Siamo a Cogollo del Cengio. Prima riprese, poi nuovamente sospese alcune ore dopo a Cogollo del Cengio le ricerche del corpo di Anna Maria Henao, la donna quarantenne scomparsa in Spagna lo scorso febbraio e che gli investigatori ritengono possa essere stata nascosta nei boschi vicentini. In particolare, gli uomini della polizia scientifica, della questura e gli inquirenti spagnoli e americani hanno battuto a fondo l'ex strada del Costo, che nei mesi scorsi era stata interessata da alcune frane. Nella zona era stata rilevata, infatti, grazie al sistema GPS, una lunga sosta dell'auto dell'ex marito dell'ereditiera quarantenne, e già in agosto le ricerche si erano concentrate in quella zona, poi sospese dopo alcuni giorni. Ora sembra che nuovi elementi investigativi e la migliore accessibilità ad alcuni tratti del vecchio Costo abbiano spinto le autorità a riprendere le ricerche. Servizio di Federico Fusetti, e ancora un arresto per maltrattamenti in famiglia, in carcere un 44enne dell'Est che a Selvazzano ha picchiato e tentato di strangolare la compagna. Quando i carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di una lite violenta, ha tentato di giustificarsi dicendo che era lui vittima della violenza, picchiato dalla compagna, ma i lividi in volto ce li aveva soltanto lei, 34enne, che da anni subiva i maltrattamenti del compagno 44enne dell'Est Europa, che è stato così arrestato in flagranza. È accaduto a Selvazzano, i carabinieri sono intervenuti in un appartamento. La 34enne ha raccontato che per timore di essere ancora una volta picchiata dal marito si era rifugiata in camera da letto,
chiudendosi a chiave, ma il 44enne l'aveva inseguita, sfondando la porta e aggredendola a calci e schiaffi e stringendole le mani al collo, tentando di strozzarla. Il suo volto era pieno di ecchimosi. La donna ha raccontato che da 3 anni subiva violenza fisica e psicologica e viveva in un perenne stato di ansia e paura, ma non aveva mai avuto il coraggio di denunciare il suo aguzzino. Visti i precedenti, l'uomo, che era già stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento all'ex moglie, è stato arrestato. Servizio di Valentina Visentin. A Palazzo Ferrofini ieri Gino Cecchettin è stato nominato presidente onorario dell'Osservatorio regionale contro la violenza sulle donne. Lo sguardo è anche al processo di Filippo Turetta, ma nessuna condanna, ha detto Cecchettin, potrà mai restituirmi Giulia. Le istituzioni ci sono, si sentono, si stanno facendo vive, però abbiamo appena fatto il primo passo e da qua in poi ne dovremo fare molti altri. Grazie ancora. A una decina di giorni dall'approvazione all'unanimità della legge che istituisce in Veneto l'Osservatorio regionale contro la violenza sulle donne, Gino Cecchettin ne è stato nominato ufficialmente presidente onorario. A Venezia, la sala consiliare di Palazzo Ferrofini è stipata di rappresentanti delle istituzioni, della politica, delle forze dell'ordine e tutti fanno rumore, come si è cominciato a fare per Giulia un anno fa. Non un minuto di silenzio, i minuti di silenzio non sono bastati, bisogna cominciare a fare rumore. Gino Cecchettin siede al centro dei posti usualmente riservati agli assessori e al presidente della giunta regionale. Davanti a lui una poltrona rossa e una rosa bianca e il volto sorridente di Giulia. Dal suo dramma è partita una mobilitazione che si è estesa a tutta Italia. C'è più consapevolezza verso questo tipo di tematica, verso la violenza di genere, e il parlarne ha fatto sì che il problema venga a galla, ci sia più consapevolezza da parte di tutti, anche delle istituzioni. Questi però sono anche i giorni in cui a Venezia si celebra il processo a Filippo Turetta. Dopo l'arringa della difesa, Cecchettin si è sfogato sui social, sostenendo che nell'esercizio di questo diritto sarebbe importante mantenersi entro un certo limite dettato dal buonsenso e dal rispetto umano. Travalicarlo rischia di aumentare il dolore dei familiari della vittima. C'è stato un momento in cui mi sono sentito particolarmente offeso, addolorato, ecco. E su quel post penso sia scritto tutto. Un sentimento che ho provato nel momento in cui ho ascoltato alcune parole e le ho espresse. Mi fermerei qui però. La sentenza del processo Turetta è prevista il 3 dicembre. L'accusa ha chiesto l'ergastolo. Non è che una pena mi dia più sollievo o meno, quindi io porterò questo peso fino all'ultimo dei miei giorni e lo dirò sempre. Servizio di Filippo Fois, che nel prossimo servizio parla delle 4.000 donne prese in carico dai centri antiviolenza del Veneto. Il fenomeno è sempre più preoccupante anche perché coinvolge sempre di più le giovani generazioni. Sentiamo. I dati del 2023 ci dicono che 4.200 donne sono prese in carico dai nostri centri antiviolenza, quindi è un fenomeno che è ancora molto radicato e che abbiamo il dovere di combattere, con l'aggravante che oggi abbiamo anche i nostri giovani che in un mondo che è iperconnesso, in cui ci sono queste immagini di un mondo finto dato appunto da tutti i social, dove c'è questa immagine di perfezione, sono aumentate anche le patologie legate, ansiogene legate a questo, e anche con esse la paura del rifiuto, la paura di accettare la sconfitta. E io credo che invece i no, noi dobbiamo educare i nostri ragazzi ad accettare anche i no. Sono dati preoccupanti quelli che l'assessore regionale alle pari opportunità Valeria Mantovan porta a Palazzo Ferrofini in un'aula che sta affrontando la piaga della violenza sulle donne e le forme per contrastarla. Dati ancora più gravi perché segnano spesso un'involuzione proprio da parte di quel segmento di società a cui si affida il futuro, i giovani. Io dico che dal punto di vista della normativa, dal punto di vista del personale di polizia giudiziaria dedicato a questi reati, stiamo e abbiamo fatto moltissimo.
Il resto è un problema culturale ed educativo e i problemi culturali ed educativi non si risolvono con uno schiocco di dita o con un batter di ciglia. La Regione ha intanto istituito un riconoscimento alla migliore laurea sul problema. La capogruppo Dem Vanessa Camani è stata la prima firmataria della legge che ha istituito l'Osservatorio regionale contro la violenza sulle donne, di cui Gino Cecchettin ha assunto la presidenza onoraria. Le leggi non cambiano la cultura di un paese, però possono contribuire a indirizzarne l'orientamento. È capitato già nella storia di questo paese, dove seguendo la via tracciata dalla Costituzione e dei principi fondamentali abbiamo ottenuto dei miglioramenti, dei cambiamenti e delle emancipazioni anche sul tema delle battaglie di genere. È chiaro che oggi serve però non soltanto un intervento legislativo, ma un grande investimento per un cambiamento culturale. Tante iniziative contro la violenza alle donne, tra queste anche uno spot realizzato dall'ULSS 4, vediamo. No, non è finito. Chiedi aiuto al consultorio della tua azienda sanitaria, in questo caso si tratta dell'ULSS 4. Andiamo in pubblicità 2 minuti, torniamo subito in regia Francesca Pezzo e Simone Merlo, a tra poco. In diretta con Focus TG, vediamo la prima pagina del Corriere delle Alpi, insetti nella minestra destinata ai bimbi, interviene l'ULSS di Belluno. ULSS di Belluno che insieme a Padova e a Vicenza fa parte delle ULSS che sono in testa alla classifica dell'Agenas, che è l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali. Proprio in vetta a questa classifica c'è l'azienda Berica di Vicenza, l'ULSS 8. Vediamo. Sanità, Vicenza prima in Italia con l'ULSS 8 Berica. Lo dice la classifica Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. I migliori livelli di performance in Italia nel 2023 sono quelli dell'azienda sociosanitaria Berica. Seguono ATS Bergamo e ancora una veneta, l'ULSS 6 Euganea. Questo è il podio, poi c'è l'ULSS 1 Dolomiti. Quindi il Veneto piazza ben 3 aziende sociosanitarie ai primi 4 posti. Quinta l'ULSS Bologna. Tutto ciò in una classifica che prende in considerazione tutte le 110 aziende sanitarie locali italiane e si basa sulla valutazione statistica di 34 indicatori classificati in 6 aree: prevenzione assistenziale distrettuale, assistenza ospedaliera, sostenibilità economico-patrimoniale, investimenti e mortalità evitabile. Ecco, grande soddisfazione che oggi tutta l'azienda ha appreso la valutazione effettuata da Agenas su una quarantina di indicatori di attività che ha visto l'azienda 8 Berica, ULSS 8 Berica, in testa dal punto di vista della classifica generale proprio a livello nazionale. Sicuramente è un lavoro di squadra, un lavoro che richiede un impegno quotidiano ed è proprio per questa ragione che ringrazio tutti i professionisti che ci consentono di poter vivere questi momenti di grande soddisfazione per i risultati raggiunti.
Nel 2023 in Italia, con questa classifica, sono 30 le aziende sociosanitarie promosse, 53 quelle che raggiungono la sufficienza e 27 le bocciate. Ma guardando i primi posti, quindi le eccellenze, balza subito all'occhio che si contano ben 3 ULSS venete nelle prime 4 posizioni a livello nazionale: Vicenza, Padova e Belluno, con l'ULSS Ottoberica al primo posto assoluto e quindi con i migliori livelli di performance sanitaria. Un eccellente risultato che viene accolto con grande soddisfazione anche in Parlamento dal senatore vicentino Pier Antonio Zanettin. Da vicentino accolgo questa notizia con grande orgoglio. Sento quindi il dovere di rivolgere un ringraziamento e le congratulazioni al direttore generale, dottoressa Patrizia Simeonato, ai medici e a tutto il personale che, nonostante le difficoltà, con abnegazione garantiscono ai cittadini un servizio di altissima qualità. Il merito di questo prestigioso riconoscimento è esclusivamente loro. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri. Giorgia Meloni ha scritto alla mamma di Mattia Battistetti esprimendo la sua vicinanza alla famiglia del giovane che era morto in un cantiere edile di Montebelluna e assicurando l'impegno del governo per una maggiore sicurezza sul lavoro. È stato veramente con un vero stupore e con vera commozione che ieri sera abbiamo ricevuto la PEC anche del presidente Meloni. La premier Meloni ha scritto alla mamma di Mattia Battistetti esprimendo la sua vicinanza alla famiglia del giovane morto a 23 anni in un cantiere edile di Montebelluna. Nella mail la segreteria del Presidente del Consiglio ha assicurato la sicurezza sul lavoro è una delle priorità su cui sta lavorando il governo. La strategia scelta è quella di prevedere controlli molto più stringenti, pene più severe per chi non rispetta le norme sulla sicurezza sul lavoro e una sempre più diffusa cultura della prevenzione. Mi ha detto che ci sarà l'assunzione di nuovi 600 tecnici dello Spisal, ci sarà sicuramente una maggiore attenzione nella formazione, ci saranno anche delle penalità per chi non rispetta le regole della sicurezza nei cantieri. Questa comunicazione arriva dopo quella del Quirinale. Il presidente Mattarella vi è vicino e sta seguendo la vicenda processuale, hanno scritto il 25 novembre. Ho provato una forte emozione a leggere la sua lettera e le sue frasi dense di contenuti. Le mando un caloroso abbraccio, le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo aver rivolto alla famiglia l'invito di avere fiducia nella giustizia. Già in passato il Presidente Mattarella aveva anche telefonato alla madre dell'operaio che nel 2021 è morto in un cantiere edile della ditta Bordignona a Montebelluna, schiacciato da un carico di impalcature che si è sganciato da una gru in movimento. Mi ha colpito la sua grande sensibilità, è un uomo veramente con un cuore d'oro, questo anche se non lo conosco di persona me lo sento di dire. Quando mi ha detto che si ricorda benissimo la vicenda di Mattia e che sta seguendo il nostro iter processuale, mi si è stretto il cuore. Per noi come famiglia è sempre un dramma, però c'è anche una piccola luce in fondo al tunnel. Il processo per la morte di Mattia proseguirà il prossimo 13 gennaio. La famiglia spera che possa servire da monito e portare a un cambiamento significativo nel mondo del lavoro. Non è possibile nel 2024 che per la negligenza di qualcuno si vada a lavorare e non si faccia più ritorno a casa. Conferimento della cittadinanza onoraria a Giacomo Matteotti in piazza a Treviso, gli studenti e alte cariche istituzionali, onorificenza votata all'unanimità dal Consiglio Comunale ma che stride con la mancata revoca da parte dell'amministrazione della cittadinanza a Mussolini. Treviso conferisce la cittadinanza onoraria a Giacomo Matteotti, svelando la nuova targa dell'omonima piazza. Un'onorificenza che la città ha voluto consegnare nell'anno del centenario della morte del simbolo storico dell'antifascismo e che stride oggi con la volontà della Giunta di non revocare la cittadinanza onoraria a Mussolini. Sono due figure totalmente contrapposte che però fanno parte della storia della nostra città. Una città antifascista riconosciuta anche dalla medaglia
di guerra della città di Treviso, una città che si riconosce nei valori di libertà, di verità e di rispetto. Nessuna contraddizione per l'amministrazione, dunque, sulla convivenza delle due cittadinanze. Quella a Matteotti, votata in Consiglio all'unanimità, è stata seguita da una cerimonia alla presenza delle alte cariche istituzionali cittadine, dall'intero Consiglio e dai ragazzi del Liceo Economico Sociale Ricatti Luzzati, che hanno letto alcuni estratti del suo celebre discorso pronunciato in Parlamento nel 1924. L'intervento, tra gli altri, della Presidente Istresco, Chiara Scinni, che ha sottolineato come la figura di Matteotti in tempi come questi continui ad essere un esempio. Questa preoccupazione è sempre rivolta ai giovani, perché se non prendono loro il testimone non andiamo da nessuna parte. Tutti i nostri studi sono idealmente anche dedicati a loro. Nella piazza hanno poi risuonato le parole della nipote di Giacomo Matteotti, Elena. Cosa dire dei valori per cui Giacomo ha combattuto? Libertà, giustizia, progresso sociale, democrazia. Anche se probabilmente 100 anni fa avevano un significato diverso da quello che possono avere adesso, ma posso dire che sono valori eterni. Dobbiamo difenderli. È evidente che i valori di Matteotti non si incarnano ancora nella nostra comunità, c'è da lavorare. Nel caso di Mussolini è una pagina certamente nera, che però non deve essere cancellata, deve essere motivo di analisi, di studio, di riflessione, perché quanto è stato fatto in quegli anni non si ripeta oggi. E quindi non è con un colpo di cancelletto che si cancella le barbarie della storia. Era una cittadinanza onoraria che è stata conferita in altri anni, in altre epoche, con altre sensibilità, che devono essere rispettate, ma dalle quali dobbiamo riflettere per crescere e per non commettere più gli stessi errori. Sul mantenimento della cittadinanza onoraria a Mussolini si oppone il Partito Democratico, in particolare Antonella Tocchetto. Sentiamo. Consiglio comunale al completo in piazza Matteotti per il conferimento della cittadinanza onoraria, non senza qualche malumore tra le minoranze. Che io sia stata la prima firmataria di togliere la cittadinanza a Mussolini, credo che veramente stride. Mi dispiace che il sindaco e tutta la maggioranza non l'abbia accolta, perché un conto sono le parole fuori, un conto è un ricordo della storia, ma questa, come dire, punto nero rimane. Allora mi auguro, e vorrei che lo chiedeste al sindaco, che ci ripensi. È un'occasione molto importante questa, importante che sia condivisa da tutti, la concessione della cittadinanza onoraria a Giacomo Matteotti. È un po' un'occasione sprecata, perché sarebbe stato bene indicare chi era Giacomo Matteotti e i valori per i quali è morto, quello che effettivamente è importante da condividere come memoria, soprattutto per i più giovani. Vorremmo che non ci fossero solo le parole di circostanza, i tagli di nastri e insegnare alle scuole, ma vorremmo anche dei fatti concreti. Anche le scuole devono sapere che togliere la cittadinanza a Mussolini è un valore aggiunto e un valore che vuole chiudere un capitolo della storia, e quindi ci aspettiamo che l'amministrazione sia così didattica nei confronti dei ragazzi. Non si arrende dunque l'opposizione, convinta a continuare la battaglia per revocare la cittadinanza a Mussolini. Siamo sempre pronti a ripresentarla, e dopo la giornata di oggi sicuramente sarebbe proprio la ciliegina sulla torta togliere appunto questa ignobile cittadinanza a Mussolini. Mi auguro che lo facciano entro il 2025, gli do anche un po' di tempo. Così l'avvocato Tocchetto, vicepresidente del Consiglio Comunale di Treviso, distretto dello Sport System, sorpreso e contrariato per la decisione di escludere la marca trevigiana dal tragitto della Fiamma Olimpica, col presidente di Confartigianato Bosa, che auspica la sollevazione di istituzioni e mondo economico per cambiare rotta. Vediamo. Una pesante dimenticanza che ha lasciato quantomeno stupite le imprese del distretto dello Sport System, quello tra Asolo e Montebelluna. Usa parole diplomatiche, ma lo scontento è evidente. Il presidente di quello specifico mandamento di Confartigianato, Fausto Bosa, commentando l'esclusione di Treviso dal tragitto della Fiamma Olimpica. I tedofori partiti da Olimpia gireranno l'Italia e il Veneto, calpestando il suolo di 5 province su 7, tagliando fuori la Marca e Rovigo. Bene che passi per tutta l'Italia
questo simbolo di sport, di pace, di unione, però non passare sulla provincia di Treviso, che è la provincia dello sport, e in particolare nella zona di Asolo Montebelluna, che è il distretto dello sport system riconosciuto a livello mondiale come proprio dedicato agli sport di montagna, agli sport invernali. Ci sembra che sia una dimenticanza, e speriamo che qualcuno possa anche fare delle piccole variazioni sul tracciato per farla transitare in queste terre. Eppure per la Marca passeranno nei giorni delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 migliaia di persone tra atleti e visitatori, gli aeroporti di Verona e Venezia a fare da volano, la Pedemontana a indirizzare il popolo olimpico verso il bellunese. Assurdo aver escluso il trevigiano dal tragitto della fiaccola, neppure l'accoglienza a quanto pare fredda riservata dagli sponsor veneti alle Olimpiadi invernali, come avrebbe fatto notare il presidente della Fondazione Milano Cortina Andrea Barnier, giustificherebbe questa scelta. Se gli dedichi questa attenzione alle aziende che potrebbero essere le prime interessate, che sono quelle del distretto dello sport system, dopo tante volte magari le aziende sono alle prese con le chiusure dell'anno, le attività, e non ci hanno ancora pensato, perché noi italiani, come sempre, come quando eravamo a scuola, le cose le fai sempre all'ultimo minuto. Ma secondo me gli sponsor mi auguro che arriveranno, anche perché l'indotto che genererà questo evento sarà importante, quindi sicuramente le aziende arriveranno a mettere, a sponsorizzare la cosa. La sorpresa, ma anche il dispiacere di non poter includere nel percorso del fuoco di Olimpia zone simbolo come Cimagrappa. La speranza è poter correggere il tiro. Si faccia magari una cabina di regia e si proponga alla Fondazione Milano Cortina di dire: guarda, saremo anche proattivi ad aiutarvi nella ricerca di sponsor, ma voi abbiate questo gesto di cortesia nei confronti del nostro territorio. Servizio di Lina Paronetto, e andiamo invece a Bassano del Grappa, dove il sindaco Nicola Finco taglia corto sulle polemiche riguardanti la pista di pattinaggio sul ghiaccio nel brolo di Palazzo Bonaguro, e sposta l'attenzione sul degrado dell'area. Fra le tante segnalazioni di degrado fra Bassano e dintorni che arrivano alla redazione di Rete Veneta, ce n'è un volume piuttosto particolare che giunge da qui, dal brolo di Palazzo Bonaguro. L'avete visto, sigarette, mozziconi, cartacce, tanto altro ancora, frequentazioni quotidiane, a volte notturne, molto spesso non del tutto rassicuranti, e vi possiamo assicurare che andare a fare una passeggiata sull'erba può essere pericoloso, perché bisogna stare attenti a dove si mette i piedi. Il terreno è minato, se ci passate la metafora, e non c'è metro quadro che si salvi, per non parlare di tutto il resto. Questa è la situazione su quello che è letteralmente un parco a 2 passi dal Ponte Vecchio, a 2 passi dal Salotto Buono cittadino, e il degrado che si trova qui è una delle motivazioni che ha spinto l'amministrazione comunale a far installare proprio qui una pista da pattinaggio sul ghiaccio, per la quale sono sorte alcune polemiche. Ne abbiamo parlato con il sindaco, sentite cosa ci ha detto. C'è qualche muso lungo, ma anche tantissime persone commercianti che invece ci stanno ringraziando per aver deciso di mettere questa pista del ghiaccio in un luogo sensibile della nostra città. Ricordo che abbiamo ottenuto il parere della sovrintendenza, ricordo che in tantissime altre città del Veneto, che hanno anche dei vincoli da un punto di vista monumentale, mettono tranquillamente le piste del ghiaccio senza nessun tipo di polemica, e ci tengo a precisare che questo è un luogo sensibile perché abbiamo diverse segnalazioni della presenza di spacciatori, sbandati, ma soprattutto questa è un'area che negli ultimi anni è diventata un'area sgambamento cani piena di deiezioni. Da questo punto di vista la pista di pattinaggio non è solo un'attrazione in più per il Natale bassanese, ma diventa anche un'arma per combattere il degrado di un'area che sempre più spesso vede la presenza di sbandati. L'idea di mettere una pista del ghiaccio sarebbe prima di tutto per riqualificare questo ambiente, per renderlo più sicuro grazie anche alla presenza di numerose persone, e anche per pensare ad un progetto di riqualificazione generale di questo importante brolo, che mi sembra negli ultimi anni non abbia avuto un grande successo, perché al di là di essere un parco non è mai stata realizzata nessun tipo di iniziativa. Quindi veramente trovo questa ennesima polemica inutile. Sindaco Nicola Finco al microfono di Ferdinando Garavello, ma a Bassano comunque è già festa in vista del Natale. Aspettando il Natale, a Bassano è già festa per grandi e piccini, per famiglie e turisti che in questi giorni stanno affollando le casette in piazza, e da sabato oltre alle casette ci sarà anche
il villaggio di Natale. Abbiamo organizzato assieme a Confcommercio un villaggio di Babbo Natale all'interno del Castello degli Ezzelini, una zona comunque della città che come amministrazione vogliamo cercare di rivitalizzare ed usare anche per altre iniziative durante il corso dell'anno. Qui i bambini potranno trovare ovviamente la casetta di Babbo Natale con il Babbo Natale in persona che li aspetterà per raccogliere le loro letterine. Ci saranno poi dei piccoli giochi, ci sarà anche un brucomela e abbiamo realizzato sul corpo di guardia una torre di ghiaccio che richiama un po' il cartone di Frozen. E poi laboratori creativi, trucca bimbi, giostrine e tanto altro. Insomma, gli ingredienti per una storia di Natale degna di Charles Dickens ci sono tutti: luci, atmosfera, allegria e voglia di stupire, più del Natale passato, con un occhio al Natale futuro, quello che vedrà sempre più coinvolti gli esercenti del centro. Questi momenti di incontro gratuito, perché tutto quello che si trova in centro storico è uno spettacolo a cielo aperto, non a bigliettazione, quindi le persone possono venire in centro, incontrarsi, divertirsi e già che ci sono passare all'acquisto, perché no? Una magia di Natale a portata di mano piuttosto che a portata di click, e Alberto Borriero sottolinea l'importanza dell'acquisto direttamente nei negozi, per chi compra e per chi vende, ma anche per chi vive la città. Il click è comodissimo, ma ha delle conseguenze deleterie per il tessuto locale, quindi delocalizzare gli acquisti online piuttosto che investire nel territorio sta già dando dei frutti negativi, tante chiusure, e questo va a impoverire il tessuto sociale urbano. Servizio di Alex Giuliano, pubblicità. Riprendiamo con un sito per ricordare Tina Anselmi, per ritornare sulle sue battaglie, la sua azione politica e civile. C'era una volta una staffetta partigiana che con la sua bicicletta pedalava fra Bassano e Treviso per portare messaggi e documenti sotto il naso degli occupanti nazifascisti. Quella staffetta, che era stata costretta assieme a tanti altri giovani a vedere gli impiccati del Viale dei Martiri, ne ha fatta di strada poi ed è diventata la prima donna ministro della storia della Repubblica, portando avanti battaglie di civiltà che segnano ancora oggi la nostra quotidianità. Il suo nome era Tina Anselmi e oggi, a 8 anni dalla sua scomparsa, c'è un'associazione che lavora per ricordarla e mantenere in vita la sua eredità morale e civile. Questa associazione sta varando un sito internet che diventerà un contenitore inesauribile di documenti e approfondimenti. Un contenitore digitale sul quale stanno lavorando gli studenti del corso IFTS in tecniche di produzione multimediale dell'ente di formazione professionale Irigem di Rosà. Fra di loro c'è anche Gabriela, che porta il nome di battaglia che si era data a Tina Anselmi durante i suoi anni da staffetta partigiana. Sono molto onorata di avere questo nome, anche perché nella vita in generale passeggio nel Viale dei Martiri, dove è stato il luogo in cui cambiò radicalmente la sua vita, anche perché fu costretta a assistere all'impiccagione di molti ragazzi anche della nostra età, e per questo motivo decise di entrare nella Resistenza. Una figura, quella di Tina Anselmi, troppo spesso sconosciuta ai giovani e non solo a loro. Ritengo che la sua figura sia una grande ispirazione, perché comunque già al tempo non era facile essere una donna sicuramente, e quello che ha fatto lei è sicuramente una dimostrazione di determinazione, forza di volontà e molto altro, secondo me. E proprio la sua vita da staffetta diventa un'ispirazione per il logo del nuovo sito internet. Sono partito intanto abbiamo iniziato a guardare il film, da lì ho visto molto che l'icona era la bicicletta, e quindi mi sono ispirato alla bicicletta. Fra i docenti che seguono il progetto c'è anche una nipote di Tina Anselmi. Io sono felicissima quest'anno di avere questa possibilità appunto di lavorare con i ragazzi e di nel mio piccolo provare a insegnargli chi era zia Tina Anselmi, perché per mia zia proprio il messaggio più importante che lei voleva dare, anche quando poi l'età ha iniziato ad avanzare, era proprio rivolto ai giovani. Cioè lei fino all'ultimo, fino a che le sue condizioni di salute le hanno permesso di farlo, andava nelle scuole a parlare ai giovani. I tempi sono cambiati
cambiati. Non c'è più bisogno di staffette partigiane, ma c'è bisogno di allenare la memoria, il cui fiore può fiorire in ogni stagione. Una delle frasi tipiche di mia zia era che nessuna vittoria è irreversibile e che quindi le battaglie che i vecchi hanno combattuto, se non vengono riprese in mano dai giovani, non hanno alcun senso e verranno perse. Servizio di Ferdinando Garavello, e passiamo dal serio al faceto, perché è piombato in Veneto Alessandro Borghese, lo chef popolarissimo, conduttore televisivo del programma Quattro Ristoranti. Sembrava che a Treviso i ristoratori non si fidassero di questo programma e non volessero partecipare, poi invece hanno cambiato idea. Sentiamo. Ringraziare con la tua trasmissione. Tutto bene? Benvenuto. A posto, grazie, grazie. Ho appena detto sono in paradiso? No, sono a Treviso. Bravo. Insomma, meglio di così. C'è anche tutto il mio staff che impazziscono per te. Ciao, oggi siamo in giornata di tour per tutta la città per fare un po' Non è che possiamo fare una foto guarda insieme? che sole che ho ordinato su Amazon ieri sera. È arrivato subito, Prime allora. Il meteo lo organizziamo noi, perché in consiglio comunale c'è un meteorologo. Ah, ok. Cosa vuoi domani? Piove? No, domani siamo che sole abbiamo. Sole fino a? Sole. Alessandro Borghese con il sindaco Mario Conte, che sta girando tra tavoli e fornelli dei ristoranti che partecipano al suo programma. È tutto per oggi, grazie ai nostri registi Francesca Pezzo e Simone Merlo. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Buona giornata.